Un saluto da Franco Lauro che vi parla dal Palasport Olimpico di Badalona. È la prima giornata della seconda fase di questa 30ª edizione del campionato d'Europa. Si affrontano Italia e Spagna, due squadre imbattute nei gironi C e D. Hanno chiuso in testa con 6 punti, 3 vittorie a testa. Primo tempo Spagna che conduce 36-25, Italia che ha sbagliato molto, addirittura un blackout di 7 minuti dal quinto al 12esimo, era partita bene 4-0, poi ancora 6 pari con 6 punti consecutivi di Gregor Fučka, la nazionale italiana. Poi, come detto, dal quinto al 12esimo nessun punto, Spagna che va in vantaggio fino al 18-12. E poi un mini break per l'Italia di 5-0 con Abbio da 3, Frosini, ma proprio i tiri da 3 contro la zona della Spagna ordinata da Lolo Sainz, una leggenda del basket spagnolo, prima come giocatore del Real, poi come allenatore dal 69, pensate, è coach di livello internazionale. Bene, contro la zona la nostra nazionale si è letteralmente persa, 2 su 11 dalla grande distanza. Hanno segnato soltanto Abbio, come detto, e Paolino Moretti, 1 su 2, per il resto abbiamo 0 su 3 per Coldebella, 0 su 1 per Bonora, 0 su 4 per Myers, ben poca cosa, anche 8 su 18 da 2. E al mio fianco per commentare questa sfida, mentre la palla 2 viene conquistata dalla Spagna, Attilio Caia, coach della Telemarket Roma, nonché della nazionale sperimentale italiana. Allora Caia, un primo tempo, come detto, che ci ha messo in crisi con la zona spagnola. Un po' a sorpresa la Spagna si è messa a zona già dalla prima azione, ha alternato questa zona 1-3-1 molto chiusa dentro l'area, a alcuni momenti di difesa uomo, e contro la zona 1-3-1 abbiamo avuto la pazienza di alternare soluzioni da sotto a quelle da fuori. Abbiamo tirato molto da 3 punti avendo una percentuale bassa, questo è il motivo maggiore del disavanzo. Carlton Myers va a concludere forzando la penetrazione, poi non riesce Orenga a tenere palla per l'Italia in campo. Carlton Myers con il numero 10 ribalta il gioco per Gregor Fučka, che segna da 2 con un piede sulla linea dei 6,25 m. Il playmaker è tornato Davide Bonora, è stato a lungo fuori, gravato di 3 falli Davide Bonora, quindi con il numero 13 Frosini e con il numero 7 a completare il quintetto italiano, anche oggi in tenuta bianca a bordi azzurri, Riccardo Pittis. Per la Spagna in campo con il numero 5 Rafael Jofresa dal Barcellona, a segno intanto proprio il playmaker del Barça. Con lui in questo momento sul parquet con il numero 4 Alberto Angulo dal Real Madrid, con il numero 13 Ferran Martinez, che ha giocato una stagione abbastanza balorda nelle file del Panathinaikos. Intanto il tiro di Frosini, palla sul ferro e non va, quindi Juan Antonio Orenga dal Real Madrid è a completare il quintetto iberico. In questo momento sul parquet c'è una palla contesa, il numero 10 Roger Herseyer del Barcellona. Gli arbitri sono lo slovacco Köhler ed il greco Pitsilkas. Per l'Italia, come detto, 3 falli per Davide Bonora, 2 falli per Gregor Fučka e per Frosini. Dalla parte opposta hanno 2 falli il numero 11 Herreros, che in questo momento non è in campo. Intanto la Spagna recupera anche questo pallone. Il gigante Dueñas, anche lui fuori in questo momento, e Alfonso Reyes, Robocop Reyes, fuori anche lui in questa prima fase della ripresa. Va a spaccare la difesa con la penetrazione e lo scarico, e poi c'è fallo dopo la penetrazione di Jofresa su Alberto Angulo, e si va alla rimessa in zona d'attacco. L'arbitro Köhler sulla linea di fondo consegna il pallone a Jofresa, mentre la regia iberica ci ripropone questa azione fallosa della difesa azzurra. Grande difesa spagnola, è stata la migliore difesa fino a questo momento, insieme all'Italia ovviamente, di queste prime giornate della rassegna continentale. La Spagna si è confermata anche nel primo tempo contro l'Italia, e vediamo però, mancano 17 minuti 43 secondi al termine, sono 11 i punti ed è massimo vantaggio, con fallo fischiato dall'arbitro Pitsilkas che blocca l'azione sul primo passo e dunque consegna soltanto una rimessa in zona d'attacco dopo il terzo fallo commesso da Alessandro Frosini. 27 Italia, 38 Spagna. Italia che, come detto, aveva cominciato bene con Gregor Fučka, poi si è spenta lentamente, era partito con il solito quintetto Bonora,
Myers, Pittis, Pucca, Gay in campo, intanto Gioffresa sul secondo ferro, il rimbalzo di Davide Bonora, ha tagliato fuori gli iberici. Gregor Pucca, la transizione, Pittis chiude il palleggio per Gregor Pucca che arriva a rimorchio, finta l'arresto, poi va dentro, non segna, ed è una giornata negativissima per il momento al tiro per l'Italia. Spalle a canestro, Orenga contro Frosini, si gira e va a concludere con un fallo ancora fischiato a Frosini nell'avvicinamento a canestro. Orenga, gran fisico, grande potenza, ha costretto al quarto fallo Frosini, che ora viene richiamato in panchina da Ettore Messina, e rientra Dan Gay per lui. Una delle cose importanti da stare attenzione come il rientro dal loro contropiede. La Spagna cerca molto con la zona di fare contropiede e sfrutta bene anche i tagli dei lunghi che arrivano come rimorchi, soprattutto quando c'è Orenga e quando c'era Reyes nel primo tempo. Bisogna migliorare la circolazione della palla d'attacco e avere un buon attacco, perché per quanto riguarda il lavoro difensivo anche nel primo tempo l'Italia ha fatto bene la sua parte. Orenga fallisce il primo libero, l'uomo di Castellón, come Herreros è stato bronzo agli europei del 91 a Roma, 2,6 metri, un gigante che ha cominciato nell'83-84 al Real Madrid la sua carriera e dopo vari spostamenti è tornato lì. Attenzione, di nuovo la difesa iberica, stavolta spaccata dal passaggio in verticale per Carton Myers, che in backdoor costringe anche al fallo e dunque potrà andare in lunetta per un tiro libero aggiuntivo. Bravo Myers, buona azione questa, stavolta la difesa spagnola è stata beffata nella maniera ideale, giusta. C'è stato un movimento di giocatori senza palla con continui tagli e si è proprio ricevuto un giocatore sotto, o i lunghi erano marcati e sto libero Carton Myers sotto. Questa deve essere la chiave, alternare soluzioni dentro e fuori. Carton Myers, che prima di questa partita era il miglior tiratore dalla linea dei liberi, 20 su 20, non si è smentito, ha fatto questo gioco da 3, intanto Orenga, tiro dall'angolo, canestro, Spagna 41, Italia 30, 16 minuti e 30 secondi al termine, Furie Rosse a più 11, Bonora che detta lo schema in attacco, il blocco di Gay. In post alto Gay serve Pucca per un tiro pesante, da 3, non va, rimbalzo lungo, lo strappa Carton Myers che salta più alto del suo diretto avversario, ancora sotto Riccardo Pittis e anche stavolta buona lettura della difesa e Italia che realizza il 32esimo punto. 32 Italia, 41 Spagna, meno 9. Angulo ferma il palleggio, si può sporcare il pallone, se lo fa portare via, recupero in transizione per l'Italia veloce per la conclusione di Myers, non riesce il tap-in sull'errore di Myers, di Pittis, prova la 3, Myers, bomba di Carton Myers, triple di Carton Myers, 8 punti e l'Italia si riavvicina alla Spagna. 35 Italia, 41 Spagna, 15 minuti, 35 secondi alla conclusione. Rafael Gioffresa per le Furie Rosse con in posizione alta Orenga che ora scende, Ferran Martinez che buon tiratore, attenzione sul ferro il tiro, il tap out di Pittis, la palla fuori ma ultimo toccare, dice l'arbitro, è stato Alberto Angulo del Real Madrid. Protesta Lolo Sainz che è tornato sulla panchina della nazionale iberica dal 93. La regia iberica ci ripropone dalla camera bassa questo pallone fra le proteste del pubblico, oggi numeroso, qui al Palasport Olimpico di Badalona. 15 minuti, 12 secondi al termine, passaggio schiacciato per Dan Gay che sale alto, Pittis esce a ricevere Carton Myers, scende Gay con Pucca, il tiro di Myers, bomba, ancora una triple di Carton Myers. E dopo 4 errori del primo tempo Carton Myers calda la mano e riporta l'Italia a meno 3, 38-41 Italia, meno 3, si accende il pubblico spagnolo, sbagliano sotto Orenga, ultimi a toccare gli italiani, rimessa in zona d'attacco, dice l'arbitro Pizzelkas, chiedevano l'infrazione di passi. Beh, insomma ha fatto un po' di esitazione sulla ricezione, poteva anche essere infrazione di passi. Importante che Carton Myers sia sbloccato perché il suo contributo per noi è estremamente importante, soprattutto il contributo offensivo. Intanto occhio a Herreros con il numero 11, eccolo qui, è uno splendido tiratore, prosegue la tradizione dei Villacampa, degli Epifanio, il taglia fuori, falloso il gioco in attacco di Orenga che poi va a protestare direttamente con Pittis, gli dà uno schiaffetto e Pittis
lo manda via con durezza. Vengono richiamati entrambi dall'arbitro Köhler e dall'arbitro Pistelkes. Pittis dice: non ho fatto nulla, sono finito a terra sul farro. Rivediamo, eccolo qua, vedete il gomito destro di Juan Antonio Orenga che spedisce al tappeto. Secondo fallo per Orenga. Riccardo Pittis poi addirittura è andato lì a protestare ritenendo che Pittis avesse fatto scena, ma non c'era affatto scena in questo caso. 38 Italia, 41 Spagna, 14 minuti, 24 secondi al termine. Fuchka in post alto per Carlton Myers, palla dietro la schiena, un preziosismo nel controllo di palla. Fuchka, la finta della penetrazione 1 contro 1 con Orenga, poi chiude il palleggio per Bonora che prova il siluro e non lo trova. Rimbalzo di Dan Gay non trattenuto, Ferran Martinez strappa la palla e la transizione spagnola è affidata ovviamente a Rafael Gioffresa. C'è stata una buona azione, un buon rientro perché era pronto Orenga ancora a ricevere un passaggio sullo canestro sull'assist di Gioffresa e questa è stata già una buona azione difensiva. Pronto a rientrare intanto Denis Marconato, vola a terra Fuchka, palla lunga sul secondo ferro, fallo in attacco di Ferran Martinez, giusto, dice l'arbitro Köhler, fallo, ha spinto sulla taglia fuori granitico di Dan Gay e Denis Marconato prende il posto di Gregor Fuchka per l'Italia. Eccolo qui il rimbalzo difensivo. Avevano dominato il rimbalzo nel primo tempo gli spagnoli, catturando la bellezza di 13 palloni contro 4 complessivamente, portando anche i tanti errori italiani. Carico per Marconato, appoggia il tabellone, canestro di Denis Marconato, Italia, -1, recuperati 10 punti alla Spagna dal 41 a 30, parziale di 10-0 Italia. Orenga, ora problemi nella circolazione di palla, il taglio per il numero 10 Steyer, poi Herrero, arresta il tiro, non va sul ferro, il rimbalzo in attacco che vale moltissimo di Orenga, fallo di Myers, giusto l'intervento di Köhler, netto il fallo di Carlton Myers, secondo fallo per la stella della Team System Bologna e time out chiesto dalla Spagna. Vogliamo ricordare che questa partita è ricca di tradizione, un'antica rivalità, quella fra Italia e Spagna nel basket continentale, e vogliamo citare a memoria alcuni momenti fondamentali di questo confronto che ha vissuto 54 precedenti con 35 vittorie dell'Italia, quello dell'83 ovviamente a Nantes, la finale per l'oro europeo, l'unico oro europeo conquistato dall'Italia nella storia della pallacanestro europea, e poi ricordiamo anche naturalmente la semifinale di Roma 91, una partita da brividi, 93-90 per l'Italia, Italia che andò in finale e poi perse con la Jugoslavia. Ricordiamo naturalmente anche la sconfitta netta di Karlsruhe in una delle pagine più difficili, più buie per la nostra pallacanestro, e poi anche la finale per il quinto posto all'ultimo europeo, Italia che veniva dal nono posto di Karlsruhe dalla Germania 93 e che chiuse positivamente dopo una buona rassegna continentale, comunque perdendo le occasioni giuste con Grecia e Croazia al quinto posto, proprio battendo gli iberici. Buona difesa, migliore ancora rispetto al primo tempo dell'Italia in questo primo scorcio del secondo tempo. Caio. Sì, ma diciamo che la differenza rispetto al primo tempo viene dal movimento offensivi di attacco, perché l'Italia ha mosso la palla in attacco meglio, ha trovato soluzioni da tutti i giocatori. Carlton Myers è salito notevolmente la ribalta con canestri suoi da 3 punti e con situazioni di scarico da altri compagni. La difesa era stata l'arma importante nel primo tempo, ci ha tenuto a galla nonostante un 30% al tiro. C'è la palla del sorpasso per l'Italia. Carlton Myers, attenzione, nel primo tempo si è fatto portare via un pallone da dietro che gridava vendetta. Carlton si è riscattato alla grande, passi, nettissima rifrazione di Myers. 12 minuti, 16 secondi al termine, ancora una palla persa, opportunità sprecata dall'Italia per andare in vantaggio, per tornare in vantaggio. Manchiamo da un vantaggio dal 7° minuto del primo tempo, eravamo 12-10, era però nel cuore del blackout azzurro, come detto 7 minuti senza fare un punto. Fallo di Pittis, dice l'arbitro Köhler. 11 minuti 55 secondi al termine per Riccardo Pittis, numero 7 dell'Italia, e il secondo fallo personale
Meno di 12 minuti alla conclusione, Spagna in attacco con un punto di vantaggio. Orenga, esce Giuffreza e imposta l'azione offensiva nella metà campo d'attacco iberica. Un po' lenta la circolazione contro l'attenta difesa italiana, stanno creando problemi enormi nella circolazione, devono forzare le conclusioni ora anche loro dalla grande distanza e non hanno trovato la via del canestro. Orenga si fa stoppare, corretto l'intervento, poi Ferran Martinez recupera la palla ragazza, se la fa portare via la Pittis, fallo netto di Esteyer, giusta la decisione, mentre Pittis va a tirare dalla metà del campo, gioco fermo. Comunque primo fallo di Roger Esteyer. Hanno perso un po' di fiducia in attacco, un po' di brillantezza nel loro gioco, la circolazione non è fluida, questo frutto della grande pressione difensiva, e la Spagna non è riuscita a trovare alternative al gioco al gioco dei lunghi sotto canestro, che gli esterni hanno prodotto molto poco. Per quanti si mettessero ascolto in visione, stiamo trasmettendo da Badalona Italia-Spagna, campionato d'Europa contro la squadra di casa. L'Italia ha la palla del sorpasso, ma soltanto 7 secondi per andare a concludere. Bonora forza la conclusione, poi recupera Marconato, ancora palla viva in attacco per l'Italia. Bravo Marconato, e poi il palleggio Carton Myers contro Giuffreza. Si gira, carica per Marconato, schiaccia Marconato e subisce anche il fallo. Italia che passa in vantaggio, sorpasso a 10:49 dal termine della partita. Un tiro libero aggiuntivo per il gigante di 22 anni di Treviso, campione d'Italia con la Benetton, insieme ovviamente a Davide Bonora e a Riccardo Pittis, che sono in campo in questo momento. Ancora una volta l'Italia con il trio Benetton in campo produce le cose migliori. Sbaglia il tiro libero, Orenga poi recupera sulla linea di fondo. Italia che comunque è tornata in vantaggio con un 12-0 notevolissimo contro la squadra di casa, le Furie Rosse di Spagna. E Herreros esce dal blocco di Orenga, Esteyer, palle a canestro, riceve, gioca con lui Orenga, ancora scarica fuori per Herreros, occhio, un buon tiratore, frutta il blocco di Ferran Martinez, appoggia la tabella e sbaglia il rimbalzo di Denis Marconato. La transizione per Davide Bonora, scarica per Marconato che va a concludere, un po' arrangiata la conclusione di Marconato, ultimo a toccare Ferran Martinez. Protesta vivacemente il pubblico, protesta la panchina, ma è rimessa in zona d'attacco. Ecco il team manager azzurro, la leggenda del basket italiano, Dino Meneghin, vicino a lui gli assistenti di Ettore Messino, ovvero Giovanni Piccin e Gaetano Gebbia. Carton Myers, finta, poi non va a tirare, scarica per Pittis. Bonora, gioco controllato Italia, 20 secondi per l'azione d'attacco, post alto Marconato, gioca con Bonora, dal taglio sotto era pronto a ricevere, spalla a canestro Dan Gay, ancora Pittis molto lontano da canestro, 10 secondi per concludere, fallo sull'1 contro 1 di Riccardo Pittis, fallo commesso dal numero 11 Herrero, terzo fallo per il tiratore spagnolo. Cambio per Ferran Martinez, rientra il gigante Roberto Dueñas, esce anche Orenga, in campo Alfonso Robocop Reyes. Attenzione dunque a Roberto Dueñas, 2,18 m, è stato scelto da Chicago nell'ultimo draft NBA. Gay, se li gancio, rimbalzo proprio di Roberto Dueñas, eccolo qui, 2,18 m è il totem di questa formazione, è stato scelto al secondo giro con il numero 58, un numero alto. Roberto Dueñas, appena 21 anni, da Fuenlabrada, sobborgo di Madrid, è stato scartato, pensate, giovanissimo, da Real Madrid e Estudiantes, che hanno perso un'occasione, poi portato da Aito a Barcellona, ha fatto la sua fortuna in quest'ultima stagione, va a commettere infrazione di passi, ovviamente giovanissimo, deve ancora migliorare e molto, ma certamente è un prospetto da tenere d'occhio. 21 anni, è stato già protagonista anche in Eurolega, ha portato in finale comunque la sua squadra, il Barça. Credo un giocatore che riesce a essere molto importante, soprattutto in difesa, perché o fa alzare parabole di tiri agli avversari, fa qualche stoppata, e quindi non è solo per i dati che riesce a prendere, cioè rimbalzi o palle recuperate, ma anche per i tiri che fa sbagliare agli avversari. Lo scarico di Bonora per Marconato, il tiro frontale, l'errore, poi torna Marconato rapidamente, schiaccia per la
la gioia del pubblico, Estayer, partita che si infiamma, Spagna che torna in vantaggio, 43 Spagna, 42 Italia, 8 minuti e 50 al termine, il palleggio superato la linea centrale, fallo su Bonora di Rafael Gioffresa, rimessa in zona d'attacco per l'Italia. Ancora vibranti proteste del Olimpico di Badalona. Rafael Gioffresa, primo fallo, è rientrato Fucca, il blocco di Marconato, esce ma non riceve Carton Myers, è entrato anche Appio. Carton Myers, attenzione, è un possesso importante questo. Bonora scarica per Fucca che sbaglia da sotto, recupera rimbalzo in attacco, toppata di Dueñas, fallo, dice l'arbitro Pitelkas per il numero 14 per Reyes da Cordova, classe 71, terzo fallo per Reyes, uno dei giocatori più amati di questa formazione iberica. Cambio per Bonora, rientra Claudio Coldebella che non è stato molto fortunato al tiro nel primo tempo, soprattutto tiro pesante. Intanto Gregor Fucca può pareggiare, spreca il primo tiro libero, 4 su 8 e tutti lui in pratica, o quasi 3 su 6, sbaglia anche il secondo, occasione sprecata dall'Italia almeno per pareggiare, 2 su 2 sbagliati dalla linea dei liberi, 43 Spagna, 42 Italia, punteggio bassissimo, la sagra degli errori, ma c'è grande tensione, è la partita che può già valere passaporto per i quarti, tira sul ferro, un tiro largamente impreciso di Gioffresa, poi tagliato fuori Reyes, ottimo lavoro di Fucca e Marconato in questo caso. Coldebella, possesso importante per l'Italia, 8 minuti al termine, è ancora lunga. Carton Myers, vediamo se chiude il palleggio contro Guerrero, sono i due tiratori più pericolosi, carica fuori per Coldebella, fallo su di lui. Sullo segno del cambio Riccardo Pittis, quarto fallo per Herreros, rientra Mike Smith e alla prima pausa per noi ci saranno pochi secondi di pubblicità. Intanto seguiamo Carton Myers, non va lungo il primo tiro libero, 4 su 10 per l'Italia. Carton Myers 1 su 2, parità, 43-43, cambio per Carton Myers, rientra Pittis, 43 Italia, 43 Spagna, 7 minuti e 47, ancora lunghissima per quanti si mettessero all'ascolto in visione di Rai 3. Stiamo trasmettendo da Badalona la prima giornata degli ottavi di finale della 30ª rassegna continentale del basket. Italia contro la squadra di casa, contro la Spagna, attacca da sinistra verso destra con Mike Smith, fallo di Ricky Pittis e per noi pochi secondi di pubblicità. Champion, lo sport. Mike Smith in lunetta, è nato a New York, ha giocato nella University of North Carolina, poi è arrivato in Europa, per la precisione in Irlanda, più di 10 anni fa, segnando in una stagione 40 punti di media e prendendo 20 rimbalzi, poi dall'88 in Spagna, dove è stato naturalizzato spagnolo ed ora è in nazionale, ha giocato anche ad Atene 95, quest'anno nell'ultima stagione non ha legato con Obradovic, coach del Real Madrid, e dunque ha giocato pochissimo. Attenzione alla zona 2-3 per la Spagna e speriamo che non crei problemi del primo tempo. Bisogna girare la palla velocemente, un buon passaggio per Marconato, fallo sotto, buonissimo questo passaggio dentro. Spagna che ha un solo punto di vantaggio, ma Italia che può sfruttare questa situazione con il bonus già raggiunto dalla Spagna. 2 tiri liberi per Marconato. Questa è stata l'azione migliore per battere la zona, aver fatto un movimento degli esterni, aver guardato anche sotto la palla ai lunghi. Era mancato nel primo tempo, c'erano troppo messi tirare 3 punti ed era andata male, però bisogna anche realizzare i tiri liberi, sennò diventa anche inutile prendersi falli. 5 su 12 per l'Italia,
si scalda il pubblico e disturba da dietro in curva il tiro di Marconato. Il secondo va Marconato, 1 su 3 nei liberi, per lui 5 punti per il momento. Bravo comunque. 44 Italia, 44 Spagna, possesso per la Spagna, che può tornare in vantaggio a 7 minuti dal termine di questa sfida al cardiopalco. E il taglio sotto di Estayer, non riceve, lenta l'azione di Gioffresa contro Abio, non trova varchi per il passaggio, buonissima difesa, Gioffresa prova a forzare il tiro, corto, poi palla in step out, toccato da Reyes per un nuovo possesso spagnolo. 6 minuti, 30 secondi al termine, Italia 44, Spagna 44, lo scarico per Mike Smith. Mike Smith, arresto e tiro sul secondo ferro, rimbalzo di Coldebella e poi gioco controllato per l'Italia e il possesso ancora importante per tentare di ritornare in vantaggio. Abbiamo sprecato 3 occasioni consecutive dalla linea dei liberi. Fucca, sbaglia canestro, si gira, non segna, ma ha costretto comunque al fallo la difesa spagnola, il numero 14 Reyes. Quarto fallo anche per Alfonso Reyes Cabanas, eccolo qua di spalle, da 4 anni all'Unicaja di Malaga. Ha debuttato proprio contro l'Italia nel 95. L'Italia che è tornata in vantaggio, poi sprecato il secondo, comunque un tiro libero dentro, 7 su 15, meno del 50% nei tiri liberi. È andata benissimo per il momento l'Italia nelle prime 3 partite, peccato. Comunque Italia che è tornata a mettere la testa avanti, 45-44, 5 minuti e 40 secondi al termine. Che partita ancora. Mike Smith, l'uomo che prosegue la tradizione di Clifford Lewis, Wayne Brabender e José Bidiukov. Non trovano il canestro, 5 minuti e 30, è diventato stregato anche il canestro italiano per gli spagnoli. Ma attenzione, l'Italia con un punto di vantaggio manovra. In post basso, va in avvicinamento, poi si blocca, Fucca, scarica per Pettis, appoggia la tabella, non riesce a tenere Marconato, il rimbalzo in attacco. Peccato, la transizione di Gioffresa per il tiro che non va ancora di Estayer. Quante occasioni sprecate, 4 su 15 da 3 per l'Italia, ma altrettanti errori anche per la Spagna, che ha perso la lucidità del primo tempo in questa ripresa. Servito alto, Fucca viene raddoppiato, il po' basso, poi se ne va in palleggio oltre la linea dei 6 metri 25, 2 secondi deve tirare, non va, proprio sul 30° secondo ha tirato, 4,30, ecco Ettore Messina che consuma la linea laterale, recupero di Abio, bravissimo Abio, ha recuperato un pallone importante per l'Italia, 4,20. È stato un momento di un po' di confusione in campo, dove anche la Spagna non riesce più a trovare il canestro. Ha fatto 8 punti, 2 punti per Abio, ha fatto 8 punti in 16 minuti di gioco. Questo è veramente, era il momento di approfittare e dare il colpo decisivo alla partita. Un punteggio incredibile, 47-44, sembra quello di un primo tempo, e invece il punteggio a 3 minuti e 45 dal termine. Reyes, bravissimo, splendida questa azione, alzando la parabola per il -1 della Spagna. Italia 1 punto di vantaggio, come mostra la grafica in alto a destra sul vostro dello schermo. Coldebella in palleggio, 3 minuti e 30 al termine, sale a ricevere Abio, blocca per lui Fucca, gioco alto-basso per Gregor Fucca che scarica per Marconato, segna e subisce fallo, potrà andare in lunetta con il tiro libero aggiuntivo. Denis Marconato da Treviso. Ottimo gioco a 2 tra i due lunghi, la palla sotto a Fucca con l'aiuto che gli è arrivato, ha scaricato un assist perfetto da Marconato che era in posizione per ricevere, canestro estremamente importante. Terzo fallo di Smith, doppio cambio per l'Italia. Abio che riceve i complimenti da Messina per il grande contributo difensivo, esce anche Coldebella in campo, Bonora e Myers. Dentro Marconato, gioco da 3, cambio anche per Denis Marconato e rientra Alessandro Frosini.
Il 5 alto anche per Dennis Marconato. Di nuovo in campo il play titolare Davide Bonora, uno dei giocatori più acclamati qui in Catalogna. 3 minuti e 10 al termine, Italia più 4, fallo a Frosini ed è quinto fallo per Alessandro Frosini, che chiude la sua partita con 2 punti all'attivo, 1 su 2 da 2 punti dalla media distanza e un errore da sotto nel suo score, con appena 3 rimbalzi. Palla recuperata ancora dalla grande difesa italiana. È la sfida delle difese, lo avevamo detto, erano le 2 difese migliori e stanno confermando le previsioni della vigilia. Meno di 3 minuti al termine, grandissimo lavoro di aiuti che arrivano puntualmente, creano problemi. Grande zona in precedenza della Spagna, che ora difende con Reyes, gravato di 4 falli su Gregor Pucca. Va a scaricare per Bonora, prova il siluro, non lo trova, poi lavorano bene in tagliafuori Dueñas e Reyes. Peccato, l'Italia poteva andare addirittura a più 7 se fosse andato questo siluro. Gioffresa non segna ma potrà andare in lunetta con 2 tiri liberi. Rafael Gioffresa. Era stata un'azione perfettamente costruita, sempre basata sul gioco dentro a Pucca, che aveva fatto un ottimo passaggio per Bonora. Questa è una cosa che rientro al contropiede eravamo riusciti a farlo molto bene in questo inizio di secondo tempo e la Spagna aveva avuto grosse difficoltà a attaccare la nostra difesa schierata. Era partito dalla Juventud di Badalona Raffaele Gioffresa, dunque molto amato anche qui, è arrivato proprio nella stagione scorsa al Barcellona e fa 2 su 2. Raffaele Gioffresa, classe 66. 2:20 al termine, solo 2 punti, 2 per l'Italia, che ha palla in mano. Bonora diventa una bolgia l'Olimpico di Badalona. Pittins, Myers arriva a essere dal blocco e piazza il siluro, tripla di Myers. Bomba del più 5, Italia 53, Spagna 48, 2 minuti alla conclusione. Herreros, un movimento splendido e realizza Herreros. Meno 3 Spagna, 1 minuto e 50 alla conclusione, è la fase decisiva della partita. Più 3 Italia, può staccare già il biglietto per i quarti di finale, poi andare a lottare per la prima posizione, ovvero per l'incrocio più favorevole nei quarti. Stoppato Myers, fallo alla difesa, per noi pochi secondi di pausa. Champion, lo sport. Carson Myers sbaglia il primo. Segna il secondo. 8 su 17 per l'Italia. Carson Myers 2 su 4 e arriva a quota 16 personali. 12 punti per Gregor Pucca, 2 solo in doppia cifra, ma con un punteggio così basso è normale. 80 secondi al termine, 4 punti di vantaggio, 4 punti da difendere. Tiro sul ferro di Herreros, proprio il miglior tiratore, poi fallo sull'ottimo lavoro in tagliafuori di Pittins, straordinario Riccardo Pittins. Cambio per Tanguay, rientra Marconato. Quarto fallo di Roberto Dueñas, l'uomo scelto da Chicago. E allora 1 minuto e 13 secondi a Attilio Caia, un finale palpitante. Era facile prevederlo contro la squadra di casa, ma l'Italia, che nel primo tempo era riuscita a segnare 6 punti in 10 minuti, a non segnare per 7 minuti, a soffrire quella zona tremenda che ci aveva mandato in confusione mentale totale, ha reagito bene nella ripresa, ha scelto meglio i tiri, ha saputo attaccare anche la zona con dei buoni tagli in backdoor, con una serie di tagli che hanno mandato in tilt la difesa spagnola e ha potuto fare quel break di 12-0 che ci ha rimessi in partita fino ad arrivare poi a questo vantaggio finora ben gestito, ma è ancora
lunga, 1,13. Anche 1,13, 4 punti, 2 tiri liberi, però l'Italia è sulla partita nettamente, ha fatto un grosso lavoro difensivo in questo secondo tempo, la Spagna ha perso fiducia in qualsiasi movimento e adesso solo la forza della disperazione può fargli fare qualcosa di positivo. Ricordavamo prima della partita le assenze, anche se diceva giustamente l'amico Dan Peterson sulle colonne della Gazzetta che non è proprio il caso per nessuno di piangere le assenze, ed è giusto così. Per l'Italia non c'è Esposito, non ci sono altri giocatori, per la Spagna non c'è Quique Andreu, si è infortunato nella semifinale scudetto, non c'è Xavi Fernandez, ma quando si è in campo non si può pensare a questo. Stop in! 2 punti per Denis Marconato, 2 punti per l'Italia dopo i 2 errori dalla linea dei liberi per Riccardo Pettis, infrazione di passi della Spagna. E allora 1 minuto e 4 secondi, 56 Italia, 50 Spagna, riprendono fiato le decine di tifosi italiani giunti da ogni parte d'Italia. Italia a un passo dall'affermazione in terra spagnola contro la squadra di casa, contro le Furie Rosse. Tutta in piedi la panchina, oggi non sono entrati Flavione Carrera e Giacomo Galanda, che pure sono stati importanti. Galanda nella terza partita vinta contro la Polonia, Carrera nelle partite anche precedenti, ma sono tutti importanti, tutti e 12, tutti sanno al momento di entrare in campo di dover dare il loro contributo. E intanto sbagliamo ancora dalla linea dei liberi, 9 su 21. Stiamo scendendo bene al di sotto del 50%, ma non importa, basta mettere questo. Marconato mette il secondo, più 7 Italia, massimo vantaggio Italia all'ultimo minuto della partita, 57-50, bomba di Estayer, riapre la partita subito, raddoppio sul portatore di palla, scaricato il pallone per Maier, se ne va in palleggio e sul suo slalom devono commettere fallo, chiedevano l'antisportivo Pucca e Pettis. Gli arbitri assegnano soltanto il fallo per i 2 tiri liberi all'Italia. Se fosse stato antisportivo ci sarebbe stata poi la rimessa in zona d'attacco dalla linea centrale per l'Italia. 43 secondi, 6 decimi alla conclusione. 2 tiri liberi. Fa centro Maiers con il primo. E sono arrivati anche oggi altri tifosi da Bologna per sostenere Carton e tutti gli azzurri in questa nuova fondamentale tappa. 2 su 2 stavolta. Ed è la volta forse più importante. Italia 59, Spagna 53, ultimi 40 secondi, recupero di Pettis. Cerchiamo questo pallone ora. Pucca segna schiacciando e l'Italia vince. L'Italia vince, 30 secondi, 61 Italia, 53 Spagna. Tutti in piedi, esulta Ettore Messina, esulta la panchina, tutta in piedi. Il professor Grandi, Claudio Silvestri, Giuseppe Longo, il dottor Vianello. Tutto lo staff azzurro, pallone perso, 14 secondi, 61-55, attenzione, Rafael Gioffresa, mette la bomba, 61-58, Maiers, fallo su Maiers di Gioffresa, 9 secondi c'è ancora da soffrire, un recupero ancora prodigioso della Spagna, ma così è. Carton Maiers in lunetta, 9 secondi al termine. Il canestro a nostro avviso era da considerare valido, l'arbitro Köhler dice non valido, gli azzurri protestano vivacemente, protesta anche Dino Meneghin ed Ettore Messina dalla panchina. E questa è una decisione che comunque è alquanto controversa, protesta con il commissario FIBA e ha ragione Ettore Messina in questo caso. È entrato uno spagnolo per disturbare la Rafael Gioffresa, chiaro intento di disturbare, e si ripete il tiro libero che Maiers aveva segnato, segna ugualmente High of the Tiger. Occhio di Tigre, mette anche il secondo. 63-58, 4 secondi, Rafael Gioffresa va a segnare, 63-60, un secondo soltanto, possono gelare la palla e vincere gli azzurri. 63 Italia, 60 Spagna, quarta partita e quarta vittoria dell'Italia.
che prosegue la sua serie vincente anche contro le Furie Rosse spagnole, anche contro la squadra di casa, con una grande ripresa. Una grande partita in difesa al secondo tempo, ha giocato molto bene su tutte le loro penetrazioni, è stato un ottimo rientro difensivo e in più c'è stato il grande lavoro offensivo. È una partita estremamente difficile, si era messa male, l'Italia ha dimostrato oggi anche grande carattere, oltre a tutto l'aspetto positivo dei tecnici che era emerso nei giorni precedenti. Sicuramente la squadra imbattuta, ma la squadra migliore che c'è stata qua in questi campionati europei. Ed è grande soddisfazione ovviamente anche per il presidente Petrucci, per Cesare Rubini, per tutti i dirigenti azzurri. È arrivato anche Massimo Blasetti dall'Italia, Italia che ha commesso tantissimi errori dalla linea dei liberi, 14 su 26, occorrerà lavorare nella seduta di allenamento prossima. Domani l'Italia, a quanto ci risulta, si riposerà e domattina ovviamente, poi domani pomeriggio scenderà in campo per una nuova sfida contro la Germania alle 18 ora italiana, ore 18, con diretta su Rai 1, dunque diretta integrale della partita fra Italia e Germania, un'altra partita da non perdere, un'altra partita da vincere per andare verso il primo posto che ci permetterà di andare al miglior incrocio possibile nei quarti di finale contro la quarta dell'altro raggruppamento da 6. E sono 4, 63 a 60 alla Spagna padrona di casa, e l'Italia vola verso i quarti di finale del 30° campionato d'Europa di basket. Ma quanta sofferenza! Ettore Messina sotto di 11 all'ultimo secondo del primo tempo. Sì, abbiamo giocato un primo tempo che non è stata nelle nostre caratteristiche, perché abbiamo giocato non di squadra, siamo stati frenati dalla loro zona, che era la prima volta che una difesa abbiamo trovato per la prima volta in questo campionato europeo, ma soprattutto ci siamo disuniti perché sbagliando al tiro non abbiamo reagito come di solito facciamo, con coesione. Questa è stata la cosa che ci è costato questo vantaggio. Direi che nel secondo tempo la soddisfazione più grossa, al di là del risultato positivo che ci qualifica matematicamente per i quarti, è che abbiamo ritrovato il nostro modo di giocare. Questo è fondamentale, perché se noi vogliamo fare strada ancora in questo campionato europeo dobbiamo giocare con questo tipo di coesione, e abbiamo avuto anche, devo dire, un Carlton Myers fantastico nel secondo tempo, perché ci ha veramente ripreso per mano da un punto di vista offensivo, ma anche con la difesa su un Gio Fresa che ci aveva creato grossi problemi. Ecco, nel primo tempo abbiamo detto la zona ha mandato in tilt l'Italia, 7 minuti senza segnare, in 10 minuti la miseria di 6 punti. Sì, ma ti ripeto, sembrerà paradossale a chi ci sta a ascoltare, ma questo non è dipeso tanto dall'attacco, ma l'attacco è stato, diciamo, condizionato molto nella sua poca decisione dall'aggressività difensiva assolutamente inesistente, e dal fatto che quando abbiamo iniziato a difendere abbiamo corso in contropiede, buttando via 4 palloni diciamo molto importanti, con preziosismi che non fanno parte del nostro repertorio. Noi non siamo la Jugoslavia, anche se abbiamo vinto con la Jugoslavia. Per giocare a quel livello dobbiamo giocare in una maniera diversa, che peraltro i ragazzi poi hanno immediatamente ritrovato nel secondo tempo, giocando con una coesione che peraltro ci ha fatto giocare poi molto meglio anche in attacco, perché noi dipendiamo proprio mentalmente dal nostro modo di giocare in difesa. Una marea di recuperi nella ripresa per il 12-0 che ci ha rimesso in partita. Grande Pittis, molto bene ancora una volta il trio della Benetton, Bonora, Marconato e Pittis, ma bene un po' tutta la squadra, ancora una volta 10 uomini utilizzati. Messina. Sì, questa per noi deve essere una cosa fondamentale, perché ci permette, rispetto ad avversari che poggiano il gioco su 6-7 giocatori, di avere appunto più profondità e anche di sentire meno la stanchezza. Ora la Germania. Sì, ora la Germania, però adesso andiamo prima a fare la conferenza stampa alla Germania e pensiamo a domani mattina, ci prendiamo 2 o 3 ore di riposo. E rieccoci di nuovo in studio, riprendiamo la linea. Complimenti quindi all'Italia che ha battuto la Spagna. Adesso vediamo il quadro del primo turno degli ottavi di finale dei campionati europei di pallacanestro, iniziando dal girone E. Israele e Turchia 81-71, Russia-Francia 93-80, Lituania-Grecia si sta ancora giocando. Mentre per il girone F, Jugoslavia-Germania 88-73, Italia-Spagna 63-60, ed è la 12ª vittoria consecutiva dell'Italia, mentre Polonia-Croazia si sta ancora
giocando. E domani l'Italia affronterà la Germania e ci sarà una telecronaca diretta alle ore 18 su Rai 1, ma adesso diamo subito la linea all'edicola del TG3 e noi ci rivediamo subito dopo. Sento osservato, chissà perché. È vero? C'hai 28.000 occhi che ti stanno osservando stasera. Che si fa? Si va o no? Andiamo. Posso pensare che in mezzo a questi 28... Suonare! Si va a suonare? A suonare, a cantare, quelle cose Ma chi lì. suona stasera? L'Iftibia. Chi suona stasera? L'Iftibia? Tendina. No, ma stai tranquillo. Porta sempre accesa. Prima Donne, il nuovo settimanale di format per Rai 3. Lunedì sera, 22:55, Rai 3.